Buongiorno a tutti e un buon inizio settimana a tutti i nostri radioascoltatori e a chi ci segue in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Anche oggi siamo qui dagli studi di Radio Piave a Belluno per il consueto appuntamento con la rassegna stampa. Oggi a farvi compagnia ci sono io, Martina Reolon. Siamo a lunedì 9 novembre e andiamo subito a dare uno sguardo ai quotidiani locali partendo dal Corriere delle Alpi. Il titolo di apertura è dedicato alla pandemia Covid-19 ancora una volta. Belluno, oltre 100 ricoveri, Rasi, il direttore generale, dice reparti Covid pieni. Parti oggi la nuova riorganizzazione degli ospedali con visite, esami e interventi non urgenti rinviati. Appello al rispetto delle regole per arginare il diffondersi del virus. In provincia già 3.000 positivi. 3.000 bellunesi sono attualmente positivi al Covid, si legge nel lancio, più di 100 sono ricoverati in ospedale. Numeri che mettono il bellunese nella fascia 4 su 5, ricordiamo, e portano alla sospensione e al rinvio delle visite, degli esami e degli interventi chirurgici programmati. Il direttore generale Rasi spiega la nuova organizzazione degli ospedali e lancia un appello a rispettare le regole. E c'è un approfondimento a cura di Marcella Corrà e Alessia Forzin alle pagine 6 e 7. Dopo andremo a leggere più nel dettaglio. A Belluno e Ponte, troppi clienti e fuori orario, controllo ai bar e multe salate. 12 le multe elevate sabato sera durante i controlli da parte delle forze dell'ordine. E poi ancora la foto di copertina è dedicata all'assalto alla montagna per paura del lockdown. Come in piena estate, migliaia di persone, turisti, proprietari delle seconde case e anche bellunesi hanno approfittato della splendida giornata per passarla sulle Dolomiti e sulle Prealpi, dal Cansiglio alle Tre Cime di Lavaredo. Pieni ristoranti, rifugi e locali ancora aperti, e molti hanno anche occupato le seconde case. Paura di un lockdown ancora più severo o semplicemente gli ultimi scorci di una stagione davvero fuori dall'ordinario. L'articolo è di Francesco Dalmassa, pagina 14. Nella foto si può vedere appunto quello che è definibile un assalto alla montagna, come titola il Corriere delle Alpi. Per quanto riguarda altre notizie, un altro lancio è relativo a Casararazzo, dove un motociclista nella scarpata è stata salvata dall'esercito, una motociclista di Concordia Sagittaria. E poi ancora, grande lavoro del 118 ieri per gravi cadute e malori, diversi feriti sulle Dolomiti. E c'è stata ieri anche la protesta in Cansiglio degli ambientalisti contro i beni in vendita. In questo caso siamo a pagina 16 e poi andremo a vedere di cosa si tratta. Prima ci fermiamo alle prime pagine che riguardano l'emergenza in Italia a causa del coronavirus. SOS dei medici, chiudiamo tutto o avremo altre 10.000 vittime. Gli ospedali sono in grave sofferenza, scontro sui dati, si aggiorna al tavolo Stato-Regioni, altre 4 rischiano il rosso. Nel momento di massima esposizione al virus si leva un grido accorato dai medici italiani: chiudete tutto. Il presidente della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli, invoca un lockdown totale in tutto il paese alla luce dei dati, soprattutto quelli sui ricoveri in ospedale e nelle terapie intensive, perché di qui a un mese la situazione sarà drammatica e con la media attuale ci saranno ulteriori 10.000 decessi. Questa la previsione fatta dall'Ordine dei Medici. Vero è che, complice il solito calo di tamponi nei weekend, ieri ci sono stati 32.616 nuovi casi di positività, parliamo ovviamente di dati nazionali, oltre 7.000 in meno rispetto al giorno prima. Pure i morti sono di meno, 331 vittime, ma la situazione si sta facendo disperata da nord a sud. Le terapie intensive sono occupate da pazienti Covid, quasi al 50% ovunque, ben oltre la soglia del 30% indicata dall'Istituto Superiore di Sanità. E come dicevamo, ci sono regioni che rischiano di passare appunto alla fascia rossa, e c'è il tavolo Stato-Regioni che verrà aggiornato anche questa settimana. E se la situazione degli ospedali è drammatica, vuol dire che probabilmente chi ha dichiarato zona gialla ha sbagliato, forse anche perché è tratto in errore dai dati non attuali, dice il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che attacca il vertice della sua regione pur senza nominare il governatore De Luca. E non è da meno Leo Luca Orlando: rischiamo che a Palermo in Sicilia si vada verso una strage annunciata. Attualmente ci sono anche a rischio arancione Liguria, Umbria, Campania e Veneto, mentre l'Alto Adige si è da solo inserito in lockdown, quindi anche il Veneto è appunto a rischio e probabilmente passerà dalla fascia gialla a quella arancione, ma era una notizia che era già emersa nei giorni scorsi, che era già trapelata.
Veneto, zona gialla, i tecnici di Speranza, si legge infatti a pagina 4, rifanno la pagella su contagi e ricoveri. Zaia chiede al Ministero il via libera, poi coinvolgere subito i veterinari nella profilassi dei tamponi rapidi. E in Veneto alle 17 di ieri, dati aggiornati alle 17 di ieri, si registravano altri 15 decessi. I ricoverati in ospedale sono 1536 nelle aree non critiche, in terapia intensiva sono 202 in totale, quindi numeri elevati. Per il Veneto oggi sarà il giorno della verità, quello in cui sarà comunicato se potrà conservare il privilegio della zona gialla o se diventerà zona arancione come la Puglia e la Sicilia, dove le restrizioni sono nettamente superiori. Una decisione che potrebbe essere già stata presa ieri con la riunione della cabina di regia sul Covid e del comitato scientifico convocata dal ministro Speranza. Il braccio di ferro sul piano tecnico e anche politico non si placa perché le regioni rivendicano diritto alla consultazione con poteri reali. Nei giorni scorsi Zaia ha chiesto al ministro Speranza di dare via libera all'utilizzo dei veterinari per la profilassi dei tamponi e la decisione avrà effetto non solo in Veneto, sì o no, su scala nazionale. Mentre in materia di autonomia le regioni scaricano sul governo la responsabilità dei provvedimenti più restrittivi, salvo poi rivendicare il diritto al dissenso. In questo articolo di Laura Berlinghieri viene appunto esplicitato il braccio di ferro che c'è tra il governo e le regioni. Cosa cambierebbe dunque in caso di zona arancione? Stop agli spostamenti in altre regioni, in altri comuni, se non per motivi di lavoro, salute ed emergenze, con il ritorno alla cara vecchia autocertificazione. Saracinesche sempre abbassate per bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, consentito solo cibo a domicilio, catering e mense. Quindi questa è la situazione che si potrebbe prospettare nel caso di passaggio a fascia arancione da parte della regione, da parte del territorio della regione Veneto. E per quanto concerne Belluno, il titolo che si legge a pagina 6 è una dichiarazione virgolettata del direttore generale dell'Us1 Dolomiti, Rasi Caldogno. Reparti pieni, ora ci siamo, liberiamo posti per pazienti Covid. Il direttore generale dell'Us1 Dolomiti spiega la riorganizzazione con la sospensione di visite, esami e interventi non urgenti. Ricordiamo che è una riorganizzazione che sta effettuando e che deve effettuare entro la giornata di domani, entro martedì, deve essere messa in atto da tutte le ULSS del Veneto e si tratta della sospensione delle visite, degli esami, degli interventi chirurgici non urgenti e comunque di quelli che obbligano a un ricovero nella terapia intensiva post-operatorio. L'intervista Rasi è di Marcella Corrà. Si legge: gli ospedali bellunesi sono nella fase 4, quella critica, l'ultimo grado, il 5 può essere tranquillamente considerato drammatico, ma per ora siamo ancora lontani. Nella fase 4 invece ci siamo dentro in pieno, nel senso che i reparti finora destinati ai casi subintensivi e di media intensità, cioè malattie infettive e pneumologia a Belluno, pneumologia a Feltre e poi anche medicina e geriatria a Belluno, sono praticamente pieni di pazienti Covid. In questa fase noi bellunesi siamo arrivati prima del resto del Veneto, spiega Rasi, e da domani in Veneto viene sospesa l'attività non urgente, e cioè visite, esami e interventi chirurgici, ma in realtà nel bellunese si comincia già oggi. Sabato, aggiunge il direttore generale, il personale del CUP ha lavorato tutto il giorno per chiamare i pazienti che oggi dovevano essere sottoposti a degli interventi o avevano delle visite programmate, centinaia di telefonate per centinaia di pazienti che all'improvviso hanno dovuto cambiare i loro programmi. C'era una protesi all'anca da impiantare o una cataratta da operare, tutto bloccato, tutto rinviato. Fino a quando Rasi dice: non mi azzardo a fare ipotesi, non sono un virologo, in primavera abbiamo sospeso e rinviato 12.000 tra visite e interventi, siamo riusciti a recuperare quasi tutto entro agosto. Quanti saranno ora gli esami e gli interventi sospesi e rinviati dipende da quanto durerà questa nuova fase dell'emergenza. E nelle terapie intensive in provincia di Belluno, negli ospedali di Belluno, ci sono ancora dei margini di manovra, si è ancora nella fase 3 e non nella 4, però i posti nelle nostre terapie intensive non sono moltissimi, una decina a Belluno e 8 a Feltre. Bastano 2 ricoveri in più di quelli attuali, che sono 6 a Belluno e 1 a Feltre, e siamo in difficoltà. Per quanto riguarda le aree non critiche, la sospensione degli interventi non programmati consente di liberare posti letto nei reparti, ma soprattutto di avere del personale a disposizione. Ad Agorno si è innestata una polemica dopo la decisione di chiudere ortopedia. Rasi risponde che è stata data risposta al comitato dicendo che la sospensione dell'attività di ortopedia è transitoria ed eccezionale.
Il carico del sistema sanitario comincia a essere pesante, continua Rasi, e spiega che le prestazioni ambulatoriali e gli esami diagnostici urgenti entro le 24 ore e quelli entro i 10 giorni, come indicazione nelle prescrizioni dei medici di base, saranno fatti. Ci saranno ovviamente sia le prestazioni chirurgiche che mediche nell'ambito oncologico. Se uno si rompe una gamba sarà curato e operato a Belluno come unica ortopedia attiva in provincia. L'oncologia lavora sia a Belluno che a Feltre, le chirurgie sono attive sia nell'ospedale San Martino che a Santa Maria del Prato. È compito delle direzioni sanitarie e mediche degli ospedali organizzare il lavoro anche in base alla disponibilità del personale medico e infermieristico. Quindi questa è la situazione, e a causa dell'aumento del numero di pazienti Covid adesso vengono, possiamo dirlo, vengono sospese anche, vengono messe a rischio anche le attività ordinarie. Si tratta ovviamente al momento di sospensione di visite, esami, interventi non urgenti. Comunque è un disagio per tutti i cittadini. Quasi 3.000 bellunesi positivi, oltre 100 ricoverati e 2 morti. Questo è il bilancio della giornata di ieri rispetto a quella di sabato. Andiamo avanti e passiamo ad altre pagine, ad altre notizie. Siamo a pagina 14 con un articolo di Francesco Dalmas che riguarda la tematica turismo. Fuga verso la montagna per paura del lockdown, assalto dei turisti alle località di villeggiatura della provincia come in alta stagione, alberghi e rifugi registrano presenze elevate e le seconde case si sono ripopolate. La grande fuga dal coprifuoco, ma soprattutto dal possibile lockdown. Non si spiega altrimenti il pacifico assalto alla montagna nel fine settimana, come l'estate di San Martino si fosse trasformata in un nuovo Ferragosto, col fenomeno delle seconde case che riaprono, forse nell'attesa di possibili chiusure in città. Viviamo un'esperienza paradossale, ammette Camillo De Pellegrin, sindaco di Val di Zoldo. La gran parte degli esercizi, dai bar agli alberghi, passando per i ristoranti, è chiusa, mentre novembre è il mese classico della pausa, del riposo. Ma anche in questi giorni abbiamo visto auto dappertutto, dalle aree di sosta all'imbocco dei sentieri, ai parcheggi di servizio, alle poche attività aperte, perfino laddove partono gli itinerari per i rifugi d'alta quota. E basta scollinare Passo Staulanza e Selva di Cadore non solo presentano un analogo fenomeno, ma qui pure alcuni alberghi restano aperti, eppure i rifugi. Insomma, un vero e proprio assalto alla montagna, come si legge. Sabato gli escursionisti si sono riaffacciati lungo la strada delle Tre Cime con centinaia di passaggi, e non importa se i rifugi in quota erano chiusi, basta prendere una boccata d'aria pura, e questo che più interessa chi arriva dalla città e dalla pianura, dice Beppi Casagrande, sindaco di Pieve di Cadore. Hanno fatto eccezione in paesi più interessati dall'emergenza Covid, compresa Cortina. E Roberto Padrin, presidente della provincia, coglie gli eventi per dire che già dal prossimo anno bisognerà pianificare il prolungamento della stagione, prevedendo ad esempio che a novembre non chiudano tutti gli esercizi. E poi si legge infatti code e macchine dappertutto nella calda estate di San Martino, un altro articolo a firma di Francesco Dalmas. Rifugio Dolomites, mascherine lasciate sulle panche e richieste bizzarre, lo dice Giorgio Scola del rifugio. È l'unico rifugio aperto tutto l'anno, d'estate ci sono le navette, da settembre a maggio i 7 km bisogna farseli a piedi o con la motoslitta. Anche ieri grande presenze, certifica il gestore, ma non so se ringraziare sempre il cielo, le disavventure sono quotidiane, arrivano persone a volte troppo stressate, alcune sono davvero schizzate, vogliono tutto e subito, pretendono di essere servite come un ristorante di città, portano la mascherina ma quando se ne vanno l'abbandonano sulle panche o sui tavoli, e a volte sono capitati episodi poco piacevoli e il gestore ha dovuto rivolgersi ai carabinieri. E ancora, clienti pizzicati al tavolo dopo la chiusura. Parliamo dei controlli anti-Covid, 12 sanzionati dal pattuglione interforze di sabato sera, multe agli avventori del bivio, stop a un compleanno all'Astor. L'articolo è di Cristina Contento. Troppo vicini, troppo numerosi ai tavoli, addirittura fuori luogo per essere le 20 di sera all'interno di un locale. Interrotto un compleanno in pieno centro città, mentre in un altro locale alcuni clienti intorno alle 20 erano ancora dentro. Le nuove disposizioni anti-Covid con il coprifuoco di chiusura dei locali alle 18 ha mietuto le prime vittime. Almeno 12 clienti di 2 bar pizzicati dalle pattuglie del coordinamento interforze. Multa di 400 euro per tutti e posizione dei titolari tutta da verificare da parte di quest'ultimi
Questure e Guardia di Finanza. Rischiano anche 5 giorni di chiusura del bar. Sabato è andata in scena la serata controlli da parte di Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili Urbani sotto il coordinamento del dirigente dell'ufficio prevenzione della Questura Federico Farris. 2 le pattuglie dei Carabinieri, una volante più un'auto della Polizia, una pattuglia della Finanza e una della Municipale. Il servizio interforze disposto per gli accertamenti anti-Covid ha visto una suddivisione del territorio da parte delle forze dell'ordine intervenute. Sono stati 23 gli esercizi sottoposti a verifica nel pomeriggio sera di sabato da Sedico a Ponte nelle Arpi. Come si diceva, al bar Astor sono stati volanti municipali a controllare i clienti e hanno bloccato un compleanno, circa 2.800 euro di multa, che sono il totale delle multe comminate a 7 giovani per 400 euro di sanzione. I diretti interessati hanno provato a spiegare la situazione, un compleanno appunto, però erano troppi tutti insieme secondo la polizia. Al bivio di Ponte nelle Alpi è invece arrivata la Guardia di Finanza che ha trovato clienti fuori tempo massimo ancora intenti nella loro consumazione al tavolo ma con orario scaduto. Leggiamo ancora l'articolo che riguarda la manifestazione che si è tenuta ieri in Consiglio degli ambientalisti per poi passare al Gazzettino. Torniamo indietro, quindi protesta ambientalista anti-privatizzazioni, il nostro Consiglio non è in vendita, in più di 100 hanno manifestato al rifugio Sant'Osvaldo, è come un'opera d'arte, deve restare pubblico, scrive Francesco Dalmas. Privatizzazione spezzatino dell'altopiano del Consiglio, prima l'Hotel San Marco chiuso da oltre 20 anni, poi il rifugio Sant'Osvaldo inattivo da 2 e nel prossimo futuro la capanna agenziana con contratto scaduto. È questo il timore degli ambientalisti che ieri hanno manifestato in Consiglio e che essendo in Consiglio il Consiglio un'opera d'arte, così ha detto Michele Boato, vogliono resti pubblico, come appunto un museo a cielo aperto. Si sono riuniti più di 100 a Sant'Osvaldo, il raduno di San Martino si svolge da 38 anni, è servito fino ad oggi a tenere lontano il collegamento sciistico tra il Consiglio e Piancavallo e ad abbattere i ruderi delle ex caserme nel centro della piana e sul Pizzocche. Da anni l'obiettivo è la rinascita del San Marco, ma senza venderlo, senza privatizzarlo. Questa è infatti la volontà degli ambientalisti. Diamo uno sguardo se c'è anche qualche altro articolo. Leggiamo ancora questo articolo che riguarda Feltre, poi passiamo al Gazzettino. Villaga in lutto, con Valerio Giusti se ne va un cultore del territorio. Parliamo della prematura scomparsa appunto dell'ex assessore al bilancio della Giunta Brambile ed esponente di primo piano dell'impegno volontaristico e politico che è scomparso per un malore improvvisamente sabato. Tante dimostrazioni di cordoglio per la scomparsa dell'ex assessore comunale, domani alle 14:30 l'ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di Tomo. La comunità feltrina darà l'ultimo saluto alle 14:30 a Valerio Giusti. La sua scomparsa ha colpito tutto il feltrino. Giusti, 73 anni, era conosciuto e apprezzato in diversi ambiti, da quello dell'impegno amministrativo in municipio a Feltre e politico nella DC e poi nei popolari, fino all'impegno nell'associazionismo della sua Villaga con l'Enal Sport e il Consorzio per la strada Costalonga, passando per il lavoro di valorizzazione dei prodotti locali con il Consorzio della Noce Feltrina e la rinascita della Fiera di San Matteo. Non possiamo dimenticare il suo impegno, viene detto da diverse parti, né il grande sforzo che Giusti ha fatto in occasione del referendum del 2013 per il passaggio di Feltre alla provincia di Trento. Questo è il ricordo fatto dal Bard. Giusti è stato un interprete dell'amore per la sua terra e la sua gente, sottolinea il sindaco di Feltre Paolo Perenzin, una dedizione che oltre agli incarichi professionali nel mondo bancario lo spinse anche ad impegnarsi attivamente nell'associazionismo sportivo e nella vita pubblica e amministrativa. Era nei banchi della minoranza durante il mandato di assessore di Valerio, è il ricordo dell'ex consigliere ed ex presidente ANA Carlo Balestra. Ho avuto modo di apprezzarne la correttezza e anche la sincera amicizia che ha avuto nei miei confronti, quindi grande manifestazione di cordoglio per la scomparsa prematura di Giusti. Passiamo al Gazzettino. Anche sul Gazzettino la prima pagina è dedicata al Veneto sotto osservazione sul fronte dell'emergenza Covid, campagne Umbria e Toscana, prossime regioni a cambiare fascia, test per altre, l'Alto Adige si è già autonominato rosso, l'ordine dei medici, chiudere tutto il paese. Leggevamo prima queste notizie sul Corriere delle Alpi. Veneto, siamo a pagina 3, altri 3.258 contagi, la classificazione gialla ora è sotto osservazioni. Palazzo Balbi ieri ha inviato a Roma tutte le integrazioni per i 21 parametri, il rischio di passare nella fascia arancio, le rianimazioni tengono 9 pazienti in più.
Questo il titolone a pagina 3 del Gazzettino. Il Veneto resterà ancora giallo o sarà retrocesso all'arancio con tutto quello che ne consegue, a partire dalla chiusura dei negozi? La notizia è che a Roma hanno chiesto a tutte le regioni di integrare i dati dei 21 parametri finora utilizzati per colorare i territori e il Veneto sarebbe sotto osservazione. I colori sono noti: giallo come adesso il Veneto è il coprifuoco alle 21, arancione la chiusura di tutte le botteghe, rosso come la Lombardia invece è il lockdown molto simile a quello di marzo. Adesso è in atto una nuova valutazione delle condizioni sanitarie regionali, si tratta di un mix tra i dati clinici e statistici, poi a Roma tireranno una riga e decideranno. Ieri le regioni, Veneto compreso, erano chiamate a fornire le integrazioni e dunque c'è attesa per le nuove valutazioni. È molto probabile, come si diceva oggi, come si diceva prima, che il responso arrivi oggi. Minacce di morte e insulti a Zaia, condanne e solidarietà trasversali. Il presidente della regione del Veneto infatti ha presentato denuncia per minacce e diffamazione dopo aver ricevuto nella casella di posta istituzionale la seguente mail: sei solo e sempre un asino, vorrei spararti in bocca. Rivolgo a Zaia Presidente la mia solidarietà, ha scritto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Andrea Martella, e lo stesso su Twitter il ministro Federico D'Incà. Poi una vicinanza è arrivata, solidarietà è arrivata anche da parte del presidente della provincia Roberto Padrin. CGIL, CISL e UIL, e anche il Patriarca che dice clima sociale che fa preoccupare. Andiamo alle pagine che trattano espressamente della situazione in provincia di Belluno. Il titolone di apertura riguarda gli affitti alti, i negozi si svuotano. Nel capoluogo il virus ha messo in crisi molti commercianti e molti non sono riusciti a ottenere una riduzione del canone. Gli immobiliaristi, i proprietari devono capire che il prezzo lo fa il mercato, intanto in città continuano a spegnersi vetrine. Un problema già noto per il centro città di Belluno e che con il Covid è andato ad acuirsi, a diventare ancora più complesso. L'articolo è a cura di Alessia Trentin. Sulle strade, turisti in coda, traffico in tilt poco prima del coprifuoco, leggevamo prima questa notizia anche sul Corriere. Tasse non pagate, 45 ambulanti nel mirino del comune, COSAP per i mercatini 2019 su Nevegal, Palazzo Rosso sta passando all'incasso. Leggeremo di cosa si tratta. La foto di copertina è costituita da un argomento sportivo, i racconti di Marcolin del Sedico e Corasanti del Feltre, com'è strana questa quarantena, un intervento di Alberto Corasaniti dell'Union Feltre e in alto Agostino Marcolin del San Giorgio al tiro. Sono due dei molti calciatori delle squadre bellunesi di Serie D positivi al Covid e in isolamento, e raccontano cosa significa questa quarantena in due interviste. Ieri in provincia di Belluno purtroppo si sono registrate 2 nuove vittime, le cifre della pandemia da coronavirus in provincia di Belluno parlano chiaro, ci sono molte persone anche colpite sotto i 60 anni, fra i ricoverati sono 37, ossia più o meno il 40%. Ieri sono morte 2 donne, una 61enne e una 88enne. La provincia deve pagare IMU e Tasi e scontro tra comune e provincia sul fronte IMU e Tasi, Palazzo Rosso batte cassa Palazzo Piloni, la contesa arriverà di fronte alla commissione tributaria provinciale. Il gruzzolo mancante dalle casse del comune di 16.458 euro, ovvero i tributi dovuti che ammontano a complessivi 12.472 euro, oltre agli accessori per sanzioni. È il totale di 2 accertamenti notificati a Palazzo Piloni tra dicembre 2019 e gennaio 2020. Tributi del 2014 per uno stabile di proprietà della provincia utilizzato non per fini istituzionali, che secondo i tecnici di Palazzo Piloni non sarebbero dovuti, per questo hanno imputato gli accertamenti. Andiamo quindi all'interno. Affitti troppo alti e negozi vuoti, i proprietari non trattano. Il Covid ha messo in ginocchio alcune attività commerciali e altre chiedono riduzioni dei costi per poter restare a galla. Si parla appunto del mercato immobiliare con questo articolo di Alessia Trentin. Tutto sommato bene, anzi benissimo, c'è ottimismo nel mercato immobiliare bellunese, il calo subito dai prezzi degli immobili nel 2019 è lontano e anche se i costi al metro quadrato erano tornati a salire e hanno subito una battuta d'arresto a causa del Covid, da marzo in poi il settore sta vivendo un momento positivo. La domanda di case in affitto è di molto superiore all'offerta, bene anche le vendite soprattutto di rustici da ristrutturare in campagna. La pandemia ha cambiato anche lo stile di vita dei bellunesi
bellunesi che oggi più di prima cercano abitazioni con grandi appezzamenti verdi attorno. Di contro, gli immobili commerciali hanno subito una battuta d'arresto, facile conseguenza di un mix nel quale entrano la paura a investire e la tendenza dei proprietari a chiedere più di quanto gli imprenditori siano disposti a pagare. A tracciare il quadro delle compravendite in provincia è Michele Sacchette. Il mercato sta andando bene perché le banche da gennaio hanno ripreso a finanziare con fiducia nonostante il Covid e le persone, nonostante il momento difficile, hanno voglia di investire perché sanno che passata la pandemia tutto tornerà come prima perché hanno uno stipendio, c'è ottimismo, insomma, dice. Però i negozi sfitti in centro a Belluno non mancano, spazi occupati per molti anni e che oggi faticano a trovare un nuovo acquirente o qualcuno che voglia prenderli in locazione per avviare un'attività. I costi sono alti, i proprietari non scendono spesso a compromessi e il risultato sono vetrine polverose e buie. È questa la situazione in centro città e non solo. A pagina 3 dell'edizione di Belluno del Gazzettino c'è il titolone che riguarda la situazione Covid in provincia. Ricoverate 106 persone, morta anche una donna di 61 anni. Stabili malati Covid negli ospedali e il numero delle terapie intensive. La provincia è in fascia arancione per i non critici, 37 sono under 60, quindi non solo la popolazione anziana, ma anche persone appunto di fasce di età più basse, più giovani. Nelle ultime 24 ore sono decedute 2 donne Covid positive, una di 61 e una di 88 anni, ricoverate nell'ospedale di comunità di Feltre. Il bollettino quotidiano dell'Us Dolomiti parla chiaro: chi muore di Covid non sono soltanto ultra ottantenni o ultra novantenni e sempre più spesso chi muore non è ricoverato in condizioni disperate in terapia intensiva. In questo caso la 61enne, come l'88enne, era nell'ospedale di comunità di Feltre. Dai decessi ai ricoveri, ieri la situazione negli ospedali bellunesi è rimasta invariata e la provincia di Belluno è nella fascia arancione per quanto riguarda i ricoveri in area non critica. I posti letto a disposizione sono ancora molti, ma ci si avvicina alla situazione nella quale i malati Covid potrebbero mettere in crisi l'operatività di altri reparti. Lo leggevamo prima anche sul Corriere delle Alpi. La Regione ha anche fornito dati sulla distribuzione dei ricoveri per fasce di età. È vero che la maggioranza appartiene alle fasce più a rischio. Sui 91 ricoverati negli ospedali della provincia sono 54 quelli dai 70 anni in su, poco meno del 60%. Sotto i 50 sono soltanto 4 dai 33 e sono 33 dai 50 ai 69 anni, una percentuale medio totale di poco inferiore alla media regionale. C'è anche un'infografica che mostra appunto la distribuzione per età dei ricoverati, 33 appunto un numero abbastanza elevato fra i 50 e i 69 anni, quindi sotto i 70 anni di età. Andiamo avanti per leggere ancora un paio di notizie prima di chiudere l'appuntamento di oggi con la rassegna. Ausili inutilizzati causa burocrazia. La battaglia di Tullio Collavo di Querovas, che da un anno cerca di dare carrozzine ed ambulatori all'ULSS senza riuscirci. L'azienda sanitaria li aveva forniti alla suocera, poi la donna è morta e lui si è offerto di riportarli in ospedale, ma è vietato. A distanza di giusto un anno dalla morte di mia suocera siamo ancora in possesso di sedia a rotelle, deambulatore e comoda dell'ULSS 1 che lei aveva in dotazione e che usava nell'ultimo periodo della sua vita. Ad oggi, nonostante le mie plurime richieste di restituzione del materiale, dall'azienda sanitaria solo silenzio. Peccato che al contempo ci siano altri anziani che di quell'attrezzatura vi ebbero un gran bisogno per vivere in maniera facilitata. Sinceramente è una vergogna. E a dirlo è l'uomo Tullio Collavo di Quero che non le manda a dire all'ULSS 1 Dolomiti. La sua vicenda pare quasi un paradosso. Da una parte lui che si offre volontariamente di recarsi con la propria auto a Feltre o a Belluno per restituire gli ausili e dall'altra le porte chiuse. Quindi questa è la denuncia fatta dal cittadino di Quero. Ciò che mi fa arrabbiare è l'assenza di logica. Che senso ha mandare un mezzo e degli operai con una spesa pubblica se mi sono offerto io privato cittadino di portare materiale a destinazione impiegando volontariamente benzina, auto e tempo? È veramente assurdo. Si legge in questo articolo di Eleonora Scarton. Leggiamo ancora una notizia prima di chiudere la rassegna di oggi. Andiamo in questo caso nel territorio di Limana dove si è data avvio l'ultima tranche di lavori per rimuovere gli schianti di Vaia. Il comune di Limana ha incaricato una ditta per la zona di Malga
corre. Il comune di Limane è proprietario di un rilevante patrimonio boschivo ed è dotato di un apposito piano di riassetto forestale che ne regolamenta i prelievi e la gestione, e siccome gli eventi dell'autunno del 2018 hanno provocato schianti di piante su gran parte del territorio, lo scorso 29 settembre è stata inoltrata la richiesta della stalla sociale Simeone di permettere la rimozione degli schianti dalle aree boschive confinanti con le particelle forestali, oltre al recupero nelle vicinanze di alcuni schianti. Per i lavori è stata individuata l'impresa boschiva Azzalini Oscar, che è la stessa interessata all'acquisto degli abeti rossi del comune al prezzo di 20 euro al metro cubo. L'articolo in questo caso è di Federica Fante. E di fianco si legge un altro articolo che riguarda un progetto del Centro Consorzi di Sedico per la competitività delle razze autoctone. Parliamo dell'Agnello Alpagotto e Fea di Lamonne, comunità virtuale e media manager, si legge nell'articolo di Egidio Pasuc. L'obiettivo di questo progetto è migliorare la competitività degli allevamenti delle razze autoctone ovine a limitata diffusione, dalla pecora di razza alpagota alla pecora di razza di Lamonne. Il progetto è organizzato dal Centro Consorzi di Sedico, che è partner capofila ed è finanziato dal Piano di Sviluppo Rurale Veneto tramite un bando del GAL Prealpi e Dolomiti. Con questo articolo chiudiamo la rassegna stampa di oggi, vi aspettiamo puntuali anche nella giornata di domani. Intanto un buon inizio settimana a tutti, un sereno lunedì, grazie per l'ascolto e a prestissimo, arrivederci.